Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live flash del vostro maglietto veneziano. E come avete visto al titolo, la fortuna non è eterna. La fortuna è una materia che quando accarezza una persona, una famiglia, un gruppo, un paese, no? Questa fortuna deve essere mantenuta, deve essere guadagnata, deve essere apprezzata. E mi spiego meglio. Ci sono persone che per vari motivi, karma, ascendente astrale, situazioni, come si suol dire, al di là della norma, che nascono o vivono un periodo fortunato. E vi ricordo che non tutti vivono questo periodo fortunato, ma ci sono alcune persone che lo hanno e che purtroppo queste persone pensano che se lo meritano per divina provvidenza, cioè perché per loro la fortuna durerà tutta la vita, ma la fortuna, vi devo dire una cosa, non dura tutta la vita, anche perché, come diceva Osho, quando voi avete qualcosa, qualcosa tipo un lavoro, una bella famiglia, una bella casa, una macchina, un cellulare, un bel voto a scuola, alla mattina si sveglia qualcuno che pensa e sogna di poterlo portare via a voi. Lo ripeto, quando voi avete qualsiasi cosa di buono, alla mattina si sveglia qualcuno magari vicino a voi, il vostro vicino, il vostro compagno di lavoro, il vostro migliore amico e sogna di poterlo portare via. Quindi, quando voi vivete un periodo fortunato, dovete capire che la fortuna non è statica, è dinamica, oggi c'è e domani potrebbe non esserci. Quindi, quando si è in quello stato di grazia, di beatitudine, quando si è in quello stato in cui si va bene a scuola, si va bene sul lavoro, si va bene nella famiglia, si va bene a pranzo, si va bene insomma un po' dappertutto, in quel momento lì bisogna rendersi conto che bisogna sostenere quel ritmo, mai abbandonare l'idea che qualcuno sogni di portarcelo via. Può essere un bel matrimonio, può essere una bella famiglia, può essere un figlio che va bene e via dicendo. E quindi bisogna sempre trovare nuove soluzioni per mantenere quel sistema. Quindi la fortuna è come un elastico, no? Può essere tirato, ma se non si va avanti, si va indietro. Non è che uno può andare avanti e fermarsi e avrà sempre quel tipo di fortuna. Se non va avanti, si va indietro perché è dinamica la vita. Quindi il vostro maglietto vi consiglia di stare attento. Quindi se per un periodo andate bene a scuola, per un periodo sembra che sul lavoro vi vada sempre bene, bisogna mantenere, fare delle operazioni di sostegno, se magari è per lo sport, continuare a fare lo sport, usare i circuiti radionici, fare riti operativi, prendere dei ciondoli che rinforzano il campo terico e via dicendo. In questo periodo il decano Benedetto Veneziano stanno rispolverando questo libro in cui praticamente c'è la storia dell'umanità di Gurdjieff, no? Ve lo consiglio vivamente, è un bel libro da leggere sotto l'ombrellone, è parecchio grande, è un libro impegnativo, non è adatto per tutti, è adatto per gente che cercano la verità, è un libro che non può mancare nella biblioteca del vero ricercatore. Quindi, riassumendo, il messaggio di oggi è che in questo momento, se ci sono persone che stanno vivendo un periodo fortunato, non è certamente perché siete andati su un social e avete buttato la frasettina che vi ha cambiato la vita, è perché la fortuna è una materia che dà solo il Padre Eterno, ma questa materia non è eterna. Se in questo momento qualcuno si sente fortunato perché sta vivendo in un momento, in una bolla d'oro, beh, quel qualcuno deve sapere che domani mattina si sveglierà qualcuno che gli vorrà portare via quel benessere, quel periodo d'oro. Che sia il suo migliore amico, il suo peggior nemico o qualsiasi altra figura, questo poco importa. Ma nel mondo c'è qualcuno che vi vuole togliere quel pezzettino di fortuna. E voi, se volete mantenere questo standard, questo stile, dovete continuamente essere degli audaci, perché la fortuna viene aiutata dagli audaci. Quindi attivare circuiti propiziatori, o riti operativi propiziatori, insomma tutto quel ambaravan eterico che aiuta la fortuna a perpetuarsi.
Non pensate che basta una pacca sulle spalle e ripetere 3 volte una parolina perché la fortuna continui a girare nella vostra direzione. E non pensate che perché per un periodo importante vi va bene, anche domani sarà la stessa cosa. Quindi voi dovete sempre lottare per gestire e per mantenere la vostra fortuna. Se non andate avanti, non vi fermate, ma andate indietro. Se avete un figlio che in questo momento sta andando molto bene, dovete continuare a elaborare sistemi, elaborare situazioni, elaborare lavori per cui il vostro figlio continui a mantenere quel tipo di standard. Se avete una figlia che va bene a scuola, dovete perseverare, aumentare sempre di più il livello e la qualità di studio. Mai arrendersi sui materassi, sui guanciali d'oro. Non pensiate che voi siate la regina o il re d'Inghilterra. Voi non siete dei re, siete solamente le persone che in quel periodo storico, in questo periodo storico, siete baciati dalla fortuna. Ma la fortuna vi aiuta gli audaci. Se voi finite di essere degli audaci, la fortuna adagio adagio se ne andrà e incomincerete a capire che cos'è la vita dura. Quindi perché questo? Perché mi scontro o sento persone che vedono che la fortuna li ha abbandonati perché per ignoranza, per mancanza di sensibilità, per vari motivi, ma soprattutto perché si sono impigriti, perché si sono seduti. Al posto di ringraziare il buon Dio che ha lavorato e stava lavorando e li portava in braccio, in realtà hanno sempre pensato che quello che avevano era merito loro. Quello che voi avete è una parte merito vostro, è una parte merito di chi ve la dà, chi vi mette in quelle condizioni lì. Quindi ringraziate sempre e lavorate sempre per avere quello standard e migliorare quello standard che, ripeto, la fortuna è una materia dinamica. E per ritornare a noi, per avvicinare sempre la fortuna, vi ricordo di questo fantastico libro di Gurdjieff che praticamente serve come l'umanità è a questo livello, come è cresciuta, è nata e via dicendo. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.